Beh, è un risultato oltre le aspettative rispetto a quello che ci aspettavamo, ma è un risultato che ci deve caricare di forte responsabilità nei confronti del Veneto e dei Veneti. Io da domani sono già al lavoro per il Veneto e affronterò questo mandato con lo stesso stile che ho adottato in campagna elettorale. No attacchi, no provocazioni e no polemiche, solo risultati. Come sono abituati i sindaci, io vengo da un'esperienza da sindaco di un comune oltre che parlamentare del territorio e voglio essere il sindaco dei Veneti. Lei ha avuto il primo pensiero per i nonni, ha aperto così la sua conferenza stampa, lei ha sempre sottolineato l'attenzione per il sociale, sarà un assessorato che in qualche modo una delega terrà per sé? È una delega importante, io voglio istituire fin da subito un assessorato al sociale tenendo conto di alcuni trend demografici in atto, una popolazione che è sempre più longeva, una denatalità in atto importante, la necessità di garantire servizi socio-assistenziali vicini al cittadino, quartieri inclusivi, villaggi inclusivi per le non autosufficienze, RSA attrezzate, case di riposo che non devono essere un punto esterno a un comune, ma devono essere parte integrante di una comunità in cui si svolgono al loro interno politiche di invecchiamento attivo. Questo sarà il futuro del Veneto, questo è il futuro che i trend demografici ci stanno disegnando e quando si fa politica non si può guardare solo ad oggi o domani, ma si deve guardare alla società dei prossimi decenni, questo è quello che io intendo fare. Posso chiedere l'eredità di Zaia, inevitabile, c'è e ce la si porta dietro. Quanto peserà e in che termini eventualmente potrà pesare tutto quello che è stato costruito? Beh, come tutte le eredità vanno fatte fruttare nel migliore dei modi e soprattutto è fondamentale che questa squadra sappia dare continuità amministrativa al Veneto e sappia offrire soluzioni. Noi ci siamo presentati con un programma, i cittadini ci hanno scelto per uno stile, secondo me, e per un programma importante. E questo programma sarà proprio l'insieme delle iniziative che io voglio realizzare punto per punto con un cronoprogramma serio, così come si fa quando si amministra un ente locale, lo stesso per quanto riguarda una regione. Ha dedicato questa vittoria ai nonni, ma in particolare a uno dei suoi nonni, sembrato di capire. Sì, a una mia nonna che in queste ore sta vivendo un momento di difficoltà e credo che sia importante un pensiero a tutti i nonni che hanno dato e che sanno lasciare ai propri nipoti un segno importante della propria vita e che dimostrano ancora una volta di essere parte integrante della vita di ciascuno di noi. Per me lo è stata, lo è e per me sarà sempre così perché gli insegnamenti e i valori che mi sono stati dati sono gli stessi valori che ho usato in questa campagna elettorale e ne sono assolutamente felice soprattutto di poterli portare avanti. Il valore della gentilezza, del rispetto degli altri, dell'umiltà, della laboriosità e soprattutto la capacità di poter essere sempre al servizio delle persone. La Lega si è confermata il primo partito, smentite alcune previsioni, anzi ha doppiato anche gli altri, anche all'interno della coalizione, questo la rende soddisfatto, non la stupisce? Beh, diciamo che è un risultato figlio anche di candidature del territorio, di un programma che abbiamo scritto insieme ai cittadini, oltre 2500 punti di ascolto, se vi ricordate nei mesi scorsi quanto lavoro è stato fatto prima della candidatura, però i risultati elettorali contano fino ad oggi, da domani oltre ai seggi quello che conta sono i risultati che diamo ai veneti e su questo io voglio lavorare fin da subito. E però ha anche sottolineato pacta sunt servanda, cioè quindi anche se gli equilibri non sono come erano stati previsti, in qualche modo saranno mantenuti, ma in proporzioni diverse ovviamente. Beh, credo che gli accordi vadano sempre rispettati, che la parola data sia qualcosa di fondamentale nella vita e è un valore anche questo che voglio dimostrare.